Conferire valore ai prodotti del nostro comprensorio ed in particolare agli ulivi secolari incastonati nel paesaggio della Valle dei Templi, come l'olio biologico battezzato Templum e prodotto dalla cooperativa di produttori Aipolivo. È un progetto che è partito dal basso, dagli olivicoltori, dalla cooperativa Aipolivo, che vorremmo che l'olio prodotto si valorizzasse sia proprio come valore economico e per permettere una maggiore conservazione delle piante di olivo che determinano il paesaggio della Valle dei Templi. Il prodotto sarà disponibile nelle strutture recettive di Agrigento ed anche online nel sito e-commerce territoriale presentato stamane. Infatti per questa ragione abbiamo realizzato un e-commerce che è prodottitipici-valledeitempli.it. È un e-commerce territoriale, quindi è proprio sviluppato per il territorio. L'interesse è quello di valorizzare culturalmente ed economicamente il territorio. Quindi con tutto un progetto dietro che abbiamo sviluppato, abbiamo anche il partenariato del FAI e quindi comunque abbiamo selezionato all'interno dell'e-commerce tutta una serie di prodotti che sono esattamente interessati allo sviluppo del territorio. All'interno abbiamo ad esempio anche l'olio Templum, come le marmellate della Colimbetra e anche altri prodotti. E quindi comunque in questo modo sarà possibile, è veicolato anche attraverso negozi selezionati, B&B, ristoranti Trovare l'olio e anche questi altri prodotti. L'olio biologico è prodotto dalle aziende operanti all'interno del Parco Valle dei Templi. Questi agricoltori che sono all'interno del Parco della Valle dei Templi, alcuni sono proprietari di terreni, altri hanno terreni demaniali in concessione e che quindi si sono messi assieme e hanno registrato questo marchio per contribuire alla valorizzazione dei prodotti del Parco della Valle dei Templi, sulla scia anche di quello che negli anni abbiamo portato avanti come parco, di valorizzare il vino, le mandorle, l'olio all'interno del parco. Presente l'iniziativa stamane anche il deputato nazionale PD Maria Iacono. Questa è un'idea secondo me assolutamente azzeccatissima che deve però permettere attraverso la valorizzazione dell'agroalimentare della Valle dei Templi la possibilità di dare a questo luogo che è internazionalmente conosciuto di poter attrarre quei visitatori che poi in questi nostri luoghi possono rimanere più tempo. L'idea è appunto quella di dare quel di più dal punto di vista della valorizzazione dei prodotti agroalimentari e quindi di investire su un territorio.